Finisce a reti inviolate il derby tra Castrum Favara e Licata, partita valida per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato nazionale Serie D Girone I, giocata ieri allo stadio Broccoleri di Favara. Una gara giocata con un bel contesto di pubblico, grazie anche all'iniziativa della società giallo-blu che ha dimezzato il costo del biglietto in gradinata acquistato in prevendita. Peccato per l'assenza dei tifosi licatesi che non hanno potuto seguire la loro squadra in trasferta per il divieto imposto dalla prefettura. In campo un Licata affamato di punti per cercare di risalire la classifica che la vede al terzultimo posto e un Favara che vuole confermare il suo ottimo campionato e la scia di risultati positivi. Nel girone di ritorno, per esempio, non ha subito alcun gol. Il primo tempo ha visto un certo equilibrio tra le due squadre, per la verità poco incisive in avanti. Al 40° l'episodio che poteva cambiare le sorti della partita, ovvero l'espulsione di D'Andona per fallo con il Licata che rimane in 10 uomini, ma i ragazzi di mister Infantino non riescono a sfruttare la superiorità numerica, anche perché gli uomini di mister Pippo Romano si sono ricombattati, rendendo vano ogni tentativo d'attacco della formazione favarese. Nella ripresa Castrum Favara, potendo contare su un uomo in più, potenzia l'attacco, fa registrare una certa superiorità territoriale, ma spesso la manovra d'attacco risulta lenta e non riesce a trovare la via del gol. Insomma, una Castrum Favara un po' sottotono rispetto a quando ci aveva fatto vedere nelle partite precedenti. A fine gara il pubblico della gradinata rumoreggia un po' troppo e sembra che voli anche qualche accusa gratuita all'indirizzo dei giocatori favaresi, cosa che amareggia non poco il DS Longo e mister Infantino, che in sala stampa respingono tutte le accuse che respingiamo anche noi, in quanto questo Castrum Favara sta svolgendo un campionato veramente eccellente. Ricordiamo che è una matricola e si trova nelle posizioni alte della classifica, riuscendo a portare avanti il nome di Favara in questo importante campionato nazionale di Serie D. Ma ecco le riflessioni e le impressioni dei due mister, del presidente Marrone e del DS Longo. Se voi vedete il primo tempo, fino all'espulsione del giocatore, noi abbiamo giocato perché loro stavano giocando, nel senso c'erano più spazi, c'erano due squadre che se la giocavano e noi avevamo il predominio della partita. Quando sono rimasti in 10, sono messi tutti dietro, non ci hanno più creato la possibilità di giocare in mezzo alle due linee, si sono messi 5-4, 5-3-1 e ci hanno tolto questa profondità e questa ampiezza che noi facciamo le nostre partite e siamo andati un po' in difficoltà, anche perché qualche giocatore era acciaccato, qualche giocatore sceso in campo come Sandro e Calogero avevano dei problemini fisici, però noi non ci siamo mai lamentati, non ci siamo mai pianti addosso, abbiamo fatto la nostra partita, sapevamo che alla lunga qualche giocatore la poteva pagare, continuiamo la nostra strada, abbiamo un'altra partita da fare, abbiamo tante partite da fare, se ci aiutano tutti insieme, prima possibile, tutti uniti, forse arriveremo prima all'obiettivo stagionale, poi vediamo. Se un passo avanti si è fatto. Se questa squadra esce dal campo dopo 16 partite, ha perso 2 partite, credo che qualcuno forse è in malafede. Dicevo, però la classifica va camminando, no? Abbiamo un punto in più, guardiamo l'aspetto positivo. Ma io sono sempre positivo, io so cosa stiamo facendo, non state parlando con uno sprovveduto, io so dove devo portare la barca e lo farò lo stesso, anche se c'è qualche stupido che mette in dubbio la nostra professionalità. Sì, per noi era oggi importante non lasciare punti e prendere punti, è stata una partita condizionata sicuramente dall'espulsione dopo sempre mezz'ora circa, no? Per cui abbiamo fatto una grande partita perché abbiamo mai subito, credo che il Favara non abbia mai impensierito il nostro portiere, d'altronde anche noi non abbiamo costruito chissà che cosa, però noi eravamo in inferiorità numerica, dovevamo fare questo tipo di partita
e i ragazzi sono stati veramente bravi perché si sono sacrificati, hanno lottato e sono riusciti a prendere un punto prezioso. Direttore, non ci è sembrato un buon Favara, ha giocato secondo me come se non ne credesse nelle proprie qualità in quello che ha fatto in questo inizio di campionato. Secondo me no. Perché non è che tutte le partite possono riuscire alla stessa maniera. Favara ha giocato sempre come gioca. Ha subito un po' la pressione anche del derby, perché non ricordiamo che questi ragazzi non si fermano da 6 mesi in continuazione, qualche giorno a Natale, sono umani pure loro. Non dobbiamo essere preoccupati noi. Abbiamo tante altre squadre che devono essere preoccupate di quelle squadre, quindi non vedo il motivo per cui ci stiamo allarmando così tanto. Niente, volevo fare delle precisazioni in merito a questa prestazione dei ragazzi che come sempre combattono su tutti i palloni. Oggi è una partita un po' sottotono, ci può stare, ogni tanto si trova qualche partita dove magari non c'è nel piglio giusto. Forse a mio parere dopo l'espulsione il fatto di essere in 10 per loro psicologicamente è subentrato magari una serietà mentale. Poi come tutte le partite si sono messi dietro in legata difendendo in 10, quindi non si è trovato nessun bar, che è venuto un po' difficile. Ovviamente c'era pure il carico di tutta la settimana passata, e quindi non siamo riusciti a fare bene. Purtroppo non è riuscita nessuna giocata, nonostante ci abbiamo provato. Comunque è sempre da elogiare questa squadra, che già abbiamo raccolto 28 punti, nessuno se l'aspettava che a oggi avevamo questa posizione. E un'altra cosa che devo dare merito alla città di Favara, dove la gradinata era abbastanza piena e l'appello fatto alla società hanno centrato e hanno anche incitato